Ore 13:13, il Siluro Rosso fa il suo ingresso ufficiale a Piazzale Roma. Dopo 10 anni di lavori e polemiche, il tram giunge a Venezia. È contenta che sia arrivata qua a Piazzale Roma? Certo, ci voleva. Speriamo ci sia meno traffico. Un grande momento questo, sono stati tanti anni di lavoro appassionato, per cui è un bel obiettivo questo raggiunto. Partito dal capolinea di Favaro Veneto alle 12:30, percorso 18 km, quasi tutti in promiscuità con le auto, attraversando il centro di Mestre, il nodo di scambio di Piazzale Cialdini, San Giuliano e poi la Laguna, con il passaggio sul Ponte della Libertà e alla fine Piazzale Roma. 23 fermati in tutto, una quarantina di minuti di percorrenza. Significa oggi collegare direttamente Favaro, Carpenedo, il centro di Mestre fino a Venezia direttamente, mentre da Marghera si scende a Piazzale Cialdini e lì si interscambia per andare alla stazione o a Marghera. Di fatto finalmente si avvia in maniera definitiva l'esercizio. Il prolungamento del tram fino a Venezia comporta di fatto la soppressione di alcune linee di autobus e non mancano nodi critici. A Piazzale Cialdini per l'interscambio, a San Giuliano e lo snodo tra Viale San Sovino e l'incrocio di Viale San Marco per il cantiere Vallenari, ma già si sta provvedendo. Stiamo prevedendo un presidio anche di forze pubblica della Polizia Municipale, perché non c'è dubbio che l'inizio del funzionamento del tram porterà non solo dei cambiamenti di abitudini da parte degli utenti che prima viaggiavano su alcune linee di autobus che oggi vengono sostituite dal tram, ma anche dal punto di vista di quello che è le abitudini degli automobilisti. Non mancano però i critici tra timori per eventuali stop forzati sul Ponte della Libertà e tagli delle linee bus dei pendolari. Bloccano molte linee che si fermano a Mestre e così molte persone che hanno certi orari, appunto lavorano anche notturni come me, si trovano in disagio. Prova del fuoco con l'avvio dell'anno scolastico con nuovi orari e cambi di linee, ma l'amministrazione è pronta a correggere il tiro.